Vuoi che vada su io? No, tranquillo, ora branzo. Beh, aspetta. Per questa festa di tutti i veneziani e di tutti i veneti in realtà. È vero, abbiamo festeggiato il Capodanno per secoli il 1° marzo e il motivo è abbastanza semplice in realtà. La città di Venezia nasce nel mese di marzo. Io aspetto anche un via libera dalla maestra, ma le ragazze si stanno vestendo fra Gotti de Vin, no, non può bere, però nell'area food and beverage e si stanno prodigando. La maestra mi sorride. Bene. Allora, in occasione di questo bellissimo Capodanno veneziano abbiamo avuto l'onore con la mia scuola Odilodette Danza e Cultura, una scuola veneziana che ho fortemente voluto a Venezia, di presentare dei piccoli quadri, uno spettacolo chiamato Occhielli veneziani che intrecciava la tradizione e delle scenette che fossero omaggio a Venezia, per cui abbiamo rappresentato delle colombine, un quadro dal sapore antico, abbiamo chiamato dei buffi piccioni che rappresentavano i campi e la nostra piazza San Marco e infine un omaggio all'acqua nostra. Acqua della Laguna è stata l'ultima coreografia con la quale abbiamo reso omaggio a quella che è la vita di Venezia, ovvero sia l'acqua, proprio l'acqua della laguna. E con noi onoratissimi di avere Alberto Tosofei, storico e scrittore veneziano, che ha raccontato leggende, tradizioni e la storia di Venezia. Siamo qui alla terza edizione del Cao dell'anno con tutte queste associazioni, Raise Venete, Venezia Con, Viva San Marco, Next Generation, Rialto Mio, tutte associazioni che spontaneamente si sono ritrovate qui dopo un anno di nuovo con il cuore a creare qualcosa di unico, cioè festeggiare il Capodanno a Venezia, il Capodanno veneziano, storico Capodanno della Serenissima. Siamo qua, abbiamo appena assistito a uno straordinario spettacolo delle allieve di Lorena Togna e continuiamo ancora, pieno di veneziani, c'è volontà, c'è voglia di identità, c'è voglia di eventi così. Speriamo un atteggiamento di più apertura da parte di istituzioni nei confronti della nostra manifestazione e adesso vi lascio perché devo andare sul palco. E finalmente anche quest'anno è arrivato il Capodanno veneziano qui in pescheria, siamo tutti felici, ci stiamo divertendo e siamo orgogliosi di aver creato e sviluppato questa festa. Speriamo che in un prossimo futuro la città reagisca, il comune reagisca e la festa diventi istituzionale e affermata e diventi famosissima. Siamo qui anche quest'anno col Cao dell'anno, la gente qua è meravigliosa, gente che si è venuta qui ha portato da mangiare, sarde, panini, bere, fuste di vino rosso. Adesso manca solo la gente, speriamo che sia come tutti gli anni un stupendo Cao dell'anno e soprattutto che sia un Cao dell'anno per tutti quanti i veneziani, che sia un anno meraviglioso.